My project is to learn how to speak Italian. The traditional methods of going to classes and, learning a language in books and in a written form has really failed me. I need to hear the language and I need to practice the language, particularly because in Italian, the grammar is what's difficult, not so much the vocabulary. So I came up with this idea to use performance and performance on the streets in public places to be able to practice my Italian. And so what I do is I choose a space and I choose a route through that space that I walk repeatedly. And along that route, I speak to people. I ask people for words that are important to them, or really just to have a conversation with me. And when there's a word that I don't understand, I write that down on a sticker. And for this project in Cagliari, what I've done is I also then write that word down in Sardo, if the person I'm speaking to knows what that word is. And I then leave that sticker on the floor, and the next time I pass by the route, I can repeat it, and in that way it will stick in my head. Not only the word itself, but the context I learned it in, the person I was speaking to when I learned that word. And that's the basic premise of the project. Sono andata a Mercato Sant'Elia e questo è un giorno incredibile, il primo giorno, e c'era tante persone e cose al mercato. E io ricordo un uomo, lui mi ha detto la parola cipollotto, secondo me. E lui parla da concerti, la musica, era molto molto simpatico. Questi è in italiano cipolla? Sì. Ma cipolla piccola, no? No, di quella cipolla che può fare anche grande. Ah, ma un po' presto. Sì. Ok, ma in sardo il nome? Civudito. Cibudito. Non si chiama civudito in sardo. Ah sì? Come Cipollotto in italiano. cipollotto. Ah? Ok. Poco, Ok. E sardo. Cibudito. Cibudito. Io sono fanatico. Io ho concerti, ne ho visti, ho fatto 57 anni. Concerti? In musica? Sì. E concerti, posso lasciare questo qua? Perché quando ritorno io ripetere queste parole perché io voglio imparo italiano più. Dito pulito, dito lavoratore. Wow, guarda, è mio molto pulito. Dito di cucina. Guarda, Dito mani da lavoratore. Io, grazie. Tanti. Ascolta, Ok, questo dito grazie. in sardo, dito de cucinera. Didu Dito de cucinera. da cucinare? Da cucinare. Dito. Ah, sì? Dito. In Da cucinare, da studentessa, da questo dottoressa, sei italiano, dottoressa. italiano No, sono dito. artista. Ascolta, questo italiano dito. Dito, Dito in italiano. sardo. Sardo didu. 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 Si chiama. Ok, ma dimmi una Questo parola cappello. importante per te in italiano. Una parola importante per me è Papà vorrei essere miliardario. 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 Cioè sordi, Sì. tipo Berlusconi. Ah, ma questa parola è importante per te? Beh, sordi, se non hai soldi cosa fai oggi? È non fai vero? niente. Niente. No, non è Ma soldi in sardo è? Dinai. 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 Come Salmonetta. dinero. Janeros. Janeros. Tutto l'anno? Questa sarebbe Bernardo. Ah, c'è due tipi? No. Ci sono. Figu morisca? Grazie. Ciao. P. Baroni.
Pepperoni. Pepperoni. Il secondo giorno sono andata in stazione via Roma e la stazione è molto diversa di mercato perché non c'è tante persone, ma c'era una ragazza molto, molto bella e molto interessante e lui mi insegna una parola fiducia e per lei questa parola era molto importante. Fiducia. Fiducia, ok. Per esempio, come si dice questo? Questo è in inglese è column. Sì, è una colonna. E anche, Colonna, anche in sardo è una colonna. Ah, ok. Siamo su stazione comunque, rimanendo su treno. Siamo in stazione che aspettiamo il treno. Ah, il treno è? Su treno. Su treno. Ah, questo è interessante. Su, Treno. come scrivere? Su. Su treno. Mi insegni una nuova parola. Sì, nuova parola, è Sì. difficile. Sì, ma c'è una per me? Dimmi una parola utile in italiano. Una. Sì, come questi in italiano è? Studia. Costudia? Studia cellulare. Ah, io non so questo. Devo scrivere? Studia cellulare. Ok, come scrivere? Custodia. Costudia. Come questo? Questo è scritto in inglese. Ah, sì, In perché... Italia è diverso. Ah, come in Italia? Cos? U, Cus. Q, S, T? T, U, Mhm. D, I, A. I. I. No, I, A. There was a really interesting man on Via Manu. He was dressed in lots of colors, and so we identified each other as colorful people on the street. And he seemed to really like me for some reason. I'm not sure what I did, but he was very fond of me. It's also interesting in Italy how people are very happy to touch you in the street. And he was squeezing my face and shaking my hand. And he was very clear that he spoke Sardo, and when he taught me a phrase, he wrote it down really well. It was perfectly written, and he seemed to take great pride in that language. Grazie. Non è veramente, ma... Non sei? No. Non sei una bella ragazza? Ma tu parli un po' di sardo? Molto. Ah sì, perché io faccio questo piccolo spettacolo con l'italiano e un po' di sardo, voglio imparare. Una parola importante per te. Stavo bene. Stau bene? Che cosa Sto significa? bene. Ah, ok. Un momento, come scrivere? Te vuol dire io. Ah, ok. Io sto bene. Come questo? Io parto domani, ma 2 ore qua oggi E e... poi torni. Forse,
Sì, spero. Cerca di tornare. Io lascio questo qua e quando io passo io ricordo questo. Grazie mille, grazie di ciao. averti conosciuto. Anch'io, ciao. Ciao. Il terzo giorno sono andata a Mercato San Benedetto e questo mercato è un'esperienza diversa. Là c'erano tanti uomini e tutti parlano in sardo, ma nessuno conoscono come scrivere in sardo. E là c'erano tanti discorsi e conversazioni di come scrivere in sardo, perché c'è tanto diversi modi di pronuncia, ma solo uno modo di scrivere. Al mercato non c'è tante donne. Ho parlato con tanti uomini al mercato, ma le donne è più difficile per me. Loro è più non chiuso, ma riservata. E per questo è difficile, ma c'è una donna, lei mi insegna una parola, il bilancio, e lei non sa come questa parola in sardo, ma dopo ho trovato la parola è peso. In sardo. Tu sai? Noi diciamo sta bilancia oppure La stara, che è anche italiana però. non c'è un termine. O mettiamo davanti il sa bilancia per indicarlo. Ok. Sono vecchie parole che si sono perse. A meno che non sia proprio una parola vecchia, però io adesso non Sì. E voi parlate in sardo a casa? Anche. anche se Sì. stiamo scherzando. Misto. Ha più significato in sardo, rende di più, Sì, piuttosto che in italiano. sì. Più Marcato. sì. Per me è importante parlare tante lingue. Secondo me è un limite solo parlare una lingua. Per questo forse è importante bambini qua a Cagliari e Sardegna parlare italiano e sardo a scuola. Per questo è aperto la mente di bambini. E anche non solo parlare a scuola, ma anche scrivere, come scrivere. It's important that people know that there is a way to write this language. I think then they can choose to write it differently or to speak in different dialects, because there are so many ways of pronouncing sardo. But people should know that there is actually a decided way that the language is written. Piano, la parola è? Acqua, italien, acqua poco, pesci molto. Questa è Una una proverba. Sì. Ok. Si dice Acqua, su sardo acqua molto, pesci poco. pesce, Sì, pesci. pesci. Pesci è uno solo, Poco. pesci sono tanti. Sono tanti. Sì, ok. Su sardo, mera. Pisci, Sì, pesci ba. ba, Excuse me, sì, Quella questo non è mera, non è mera. di mera, metti la Mera. R. R, Mera, sì. sì. Brava, merda. Mera, no, mo meda. Meda lo dicono in Mera. paesi della Un altro Sardegna. paese però, sempre sardo, però un altro paese. non è Altri paesi. Non è mera, è meda. Mera. No, la pronuncia è mera, però si scrive meda. Allora, ascolti signora, non perché io, se ne va al centro e al nord della Sardegna o al centro, dicono meda,
Lo so che si dopo pronuncia... San Luri, No, lo so che si pronuncia con la R, però si scrive correttamente con la D. Poi lei lo pronuncia con la R perché a Cagliari... No, glielo sto spiegando. Molto spesso non sappiamo che si può scrivere il sardo in maniera uniforme. Una parola in sardo sta in mente è casu, perché questo mi piace, formaggio e casu e formaggio. E anche pistinaga per carota, questo non mi lascio. Tu sai come si dice tutte queste verdure in sardo? Sì. Sì? Certo. Sono sardo. Come si dice limone in sardo? Limoni. 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 Ah, molto... Cipolle. Cibuda. Cibuda? Cibuda. Cibuda, devo scrivere questo. Cipolla in italiano. Cipolla. Sardo cibuda. Devi mettere una B in bocca, cibuda. Cibuda. Scrive questo? Sì. La B moscia. Per me è difficile. Patate. Patata del plurale. Ah. Sa patata. Scrivi sa patata. Sa patata. Ma è... Su cugumini. Cugumini, citirollo. Questa in due modi. A Semini sta pistinaga. Pistinaga. Campidano qua, diciamo qua a Cagliari, qua sa carota. Simile all'italiano. Pistinaga è meglio. L'aglio. Sagliu. Aglio. E carciofo, sa cancioffa. Cancioffa. Zucchine e roccoriga. Melanzane. Pedringiano. Questa è diversa. Pedringiano. Lettughe in italiano. Quello è cuppettone. Cuppettoni. Tomata. Pomidori. Ah, come in inglese. In italiano una parola scherzando è utile per me forse, e anche votare. Io ho un discorso con un uomo a Mercato San Benedetto e lui piacciono tante Cagliari, ma vuole votare per Cagliari. Ho il lavoro a Cagliari e non posso votare. Votare per cercare il sindaco che vorrei io, qualsiasi votazione, capito? Votare, questa è una nuova parola per me. Voi non votate, voi avete la regina, poi... capito? Quando si vota, si va per le elezioni, capito? Sì, c'è una parola... Io sono di quarto, devo votare a quarto, però il mio lavoro è a Cagliari, potrei votare anche a Cagliari, sì. L'età mia, invece ma questo ho tanti di loro vengono a trovarci, votami, fammi, capito? Sì. Però no. C'è una parola in sardo per questo, votare? Non sai? Diciamo su voto, ma non penso, votare c'è una parola in sardo, no? Mi viene in mente? No, a te No, non hai sul voto, già è sul non è sul voto. voto, non è sul voto. Ok, grazie. È una parola italiana. Nuova. It's been a really fantastic experience to be here, and actually doing this project with two languages at the same time has actually given me a lot more to learn about the Italian. It's forced me to really consider how Italian is written and how it's spelt, which for me personally is very difficult because I can't spell in even English.
it's been great to do multiple locations. I was worried about that at the beginning. I only ever worked in one location for this project before, but it actually worked really well because I got to speak to so many different kinds of people doing so many different kinds of things. If there was one thing I'd do differently, I think it would be maybe to do a few less days. I feel like my brain is really, really full, and I'm kind of struggling to speak even the most basic Italian now. But otherwise, I think it would just be great to do it in summer in Cagliari, because I think there's a different atmosphere, there's a different life in summer. The last time I did the project was in summer, and people just are easier, they're hanging out more, and so you can get to speak to them much more easily. What's become interesting for me this time is how what I'm doing is really making the process of learning Italian visible. So writing the words down and sticking them on the floor, it kind of takes the learning process outside of my head and puts it into space. And it's been nice to realize that that's what I'm doing, and that's essential for my learning process.